Jackie Pulenta? Ok. Tony Cartina? Sì, ok. Jack Furioso? Sì, vabbè. Mare? Mare! Mel Passera? Sì. Phil Duodeno? Buono. Carl Filosofo? Sì e no, questo è il problema. Benissimo. Ora che sapete quanto il professore tiene a questa creazione, capite benissimo perché ha voluto radunare qui gli uomini migliori, per essere sicuro che non ci siano possibilità di fallimento. Certo. Prima di ripassare per bene i vostri compiti, il professore vuole che conosciate alla perfezione le caratteristiche di questo straordinario frutto artigianale di Brunello da Olbia. Allora, chi vuole ricordarcene? Cosa abbiamo detto prima? Cos'è che lo rende così unico? La sua trasparenza, l'abbiamo detto 100 volte. Ma se una cosa è trasparente, voi come la vedete? Eppure ci sono cose che si vedono, ma non si vedono. E come disse il grande filosofo Socrate, c'è la luce riflettuta e quella riflettente. Ma bisogna conoscere l'origine del buio per arrivare all'origine della luce, per capire quando siamo luminosi. Avevo capito, ok. E per quanto riguarda la sua forma, come ha fatto il Brunello a contenere in così poco spazio lo spirito della vita? Ma il spirito dentro poco spazio te la toglie la vita. Si vede che lui si è sforzato e è uscito fuori tutta la sua arte. Certo, come? Uè, guardate che io non ho mica tempo da perdere. Ho un'agenda piena di impegni, quindi basta coi quiz e penso tutto io, che modestamente sono un eclettico. Il boss deve solo preoccuparsi di tirar fuori i soldini se si vuol gustare la sua opera. Ci siamo capiti? Bravo, Frank. Meno male che ci sei tu. Per quanto riguarda la vostra parcella, potete stare tranquilli che verrete profumatamente ricompensati. A fine lavoro. Intanto ripassiamo il piano, che è meglio. Mel Passera, dove ti troverai alle ore 13:00? Troverò all'angolo della strada. E lì controllerò Sì, continua. a fondo, sì. Continua. Sì. Caro filosofo, poi cosa succede? E che sono io per dire che succede? Non sono Dio e non sono uno scienziato, ma la ragione è chi da Kakuman. Oggi ci siamo e domani non ci siete. Fildodero, tu cosa fai? Io mi metto davanti all'entrata e non faccio caso e non faccio nascere nessuno. E poi va giù, mi faccio letto, tutti in mano mi sporcai. Però sta crema è troppo buona, e dire la verità, a sto bar fanno cose troppo buone. L'assaggiate che non le caracotte candite, non sai che ti hai perso. Bare, continua tu. Bare. Tony Cartina, aiuta Mare a rispondere. Io è finito. Ascolta, casco di banane, se permetti spiegherò ancora io come andrà il lavoro domani, perché qui siamo veramente nell'Africa nera. Tra un po' comunichiamo quei geroglifici ed è finita. Ascolta poi qua. Mica finalmente, ha parlato con un Donimetri che Luca sapeva tutto. Qualche giorno ti giuro sa perdere un nome se ne Ascolta animale, intanto mi ha interrotto mentre stavo disquisendo col boss. Quindi uno, chiudi quella fogna che ti ritrovi prima di contaminare tutta la natura circostante e far arrivare qui tutti gli ambientalisti con i loro striscioni del crigno. E due, ti prendi quell'altro posteggiato qui fuori e vatti a fare un giro con qualche vacca che nel frattempo ti pisciano i solchi che hai scavato con i tuoi lori di piedi. E se ti chiudo sopra come un conto nel suo bello, come un spirruca sì. Picciotti, state tranquilli che tanto prima o poi tutti dovete morire. Ma come già mi tia? A te da nuovo con tutto spenetto. Ok, basta.
Alle ore 12:50 Melpassera si troverà all'angolo della strada che conduce al palazzo dell'onorevole Panzoni e controllerà che non arrivino gendarmi. Frankie Pulenta attenderà all'apertura del portone principale seduto sulla panchina lì di fronte e Jack Furioso farà da Paolo Attoni Cartina che scassinerà all'ingresso secondario dell'edificio posto sul lato sinistro di quest'ultimo. Nel frattempo l'auto con Filosofo, Dodeno e Imbare sarà arrivata all'angolo della strada, la percorrerà fino al portone principale per far scendere Phil Dodeno, che dopo averselo fatto aprire controllerà che nessuno oltre a Pulenta vi possa entrare. La macchina invece andrà a posizionarsi sul lato destro del palazzo, proprio sotto la stanza della cassaforte, dove Filosofo e Imbare aspetteranno la consegna della scatola. A questo punto Cartina sarà già entrato dentro l'appartamento dell'onorevole e aprirà la porta a Pulenta che, entrato dall'ingresso principale, andrà diritto alla cassaforte. La aprirà, metterà nella scatola l'opera e la passerà giù dalla finestra a Imbare, che salito in macchina insieme al Filosofo ci raggiungeranno. Ma quando arriviamo qua, che ce lo fa? Ma tu pare non hai fatto? Pare! Ma che fare, devo aiutare? Non è meno 5, cioè. Ma chiudere, ma... Scusi, lei pensa che siamo soli nell'universo? Bella sta domanda. Mare, hai sentito? Beh! No, ma ce l'ho io una domanda migliore di questa. Secondo lei, voi, quando morite, dove andate a finire? Buongiorno, siamo della ditta Gas Fedenti e dovremmo effettuare un sopralluogo nelle scale del suo palazzo. Se per favore mi apre e le chiediamo gentilmente per i prossimi 15 minuti se non esce nelle scale. Grazie della collaborazione, buongiorno signora.
Perché fai? Posa sta cattina che già siamo in ritardo. No, mi aspettavo il Ti disse posa sta cattina. mondo. Ti disse posa sta cattina. Posa sta cattina. Posa sta cattina ti spara. Ti disse posa sta cattina. Posa. Come hai fatto un gioco di prestigio? Dai, esco una carta dal mazzo. Secondo te le stelle sono milioni di milioni di centinaia di milioni? Il sole, c'è la luna. Dobbiamo contare tutte queste cose. Silenzio, non vedi che sto parlando dell'universo? Allora non mi hai capito. Sto cercando di far comprendere la verità a questo nostro amico. Allora, dove eravamo arrivati? Perché Ma porca pupazza, che sta succedendo? Chi diamine ha sparato? Uè, testina, ma dove è finita il cartina? Che cazzo sta succedendo qui? Che fa il palo sul retro? Che fa? Non so contenti di vedere a me. Avevamo detto di non sparare, Neanderthal! Vabbè, levati dai maroni che siamo già in ritardo. L'ho fatto, ci pensavo, papà. Ma che cazzo hai pensato tu, brutta sottospecie di funicolà? Che non sai neanche slacciarti la cenina nei pantaloni per pisciare. Levati, brutta bestia! Il colpo l'ho fatto io, la cassaforte era già aperta e io ho preso... Ma che cosa che non ha mai visto una cassaforte in vita tua? Secondo te uno che non ha cassaforte piena di oggetti di valore la lascia aperta per te? Cos'è, un complemento d'arredo con la combinazione? Ma fammi un favore! Ti dissi che ho già fatto tutto io, a capo. Ascolta, ti do 3 secondi per toglierti dai coglioni! Ignoranza! Vediamo se c'è la di palle per sparare. 1, 2... Ben fatto, Pirla! Dai, usciamo dal retro, corri! Porco schifoso, bastardo! Stai lontano da me, non ti avvicinare più! Stronzo, schifoso! Ma dov'è il passera? Perché non ci ha avvisati? Ah, non lo sai che eri il filosofo Manfredi? E se io ti dicessi più lo mandi giù e più ti tira su, tu che mi rispondi? Scappare, no, stanno arrivando i poliziotti! Perusi, picca, non si muove foglia, non si spazza canne, non si avvolca ferro, finché st'amico non mi dona una bella risposta sul senso della sua vita. Forse non mi ho spiegato bene. È la 7ª volta che sento questa storia. È evidente che non volete dirmi che ha sparato il colpo di pistola. O cosa ci facevate tutti insieme sotto il palazzo dell'onorevole Panzoni all'1:30 del pomeriggio? Ma credo di saperlo comunque.
sicuro al 100% di conoscere chi vi ha mandato e per quale motivo. Beh, sappiate che troverò lo stesso il modo di farvi marcire dentro, assieme al vostro innominabile amico. Non volete dire nulla? Non volete dire nulla? E io vi sbatto tutti dentro la stessa cella, per giorni, mesi, anni, fino a quando non sopporterete più la vostra stessa vista. Uè, ti dico tutto io, basta che non mi lasci in questo zoo con questi animali preistorici. Tu non dici nulla, capo, dopo non in media, ma se non glielo per mio corpo faremo affare. Quello c'è finito comunque, saranno 6 mesi che non ti innaffi, un tore! Un tore è poi, fetoso! Picciotti, magari cavate a scannare, vedete che tutto già è scrivuto, perché come aveva da finire, è finita, perché... Tu muto capo e magari la dopo, se non gliela praticamente la moda, sto rovo ma scappato. E poi la posso dire una cosa, praticamente un mai, Socrates, ne è niente veloce, quindi che dura la Fiorentina. Bravo il Jack! E a me che mi ci stiamo a leggere un libro del Renato dei Profeti, grande scrittore, vedo che è un cantante, che tu hai un disco che sei me mazzi. Ogni volta che mi andavano a pensare io. Dopo aver ricevuto la telefonata del furioso, Marmo è andato lì, nel luogo indicato, ha trovato il punto esatto e senza farsi notare da nessuno, con molta disinvoltura e riservatezza, ha preso ciò che cercavamo e, seminando le sue tracce, è arrivato in incognito qui. E l'ha portato. Eccolo qua. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Ecco il suo Brunello del Settecento. Fermi tutti, polizia! Finalmente ti abbiamo preso con le mani sulla scatola! Permetta, professore. Vediamo cosa c'è. Ma che minchia è questa cosa? Ma che scherzo di minchia è questo? Ma che cazzo avete combinato? Mi sono messo io con due cretini 35 anni di carriera. Ho girato tutte le questure d'Italia. Tutte le questure d'Italia. Ma per trovare due cretini come voi, due idioti come voi. Ma io non lo so, io vi sparo, vi ammazzo! Beh, inaudito! Stamattina mi sono alzato alle 5, sono andato a parlare col magistrato per avere l'autorizzazione. E poi alla fine, ma non è possibile. Alla fine mi metto dietro due elenchi coglioni, vincitori di concorso in polizia. Vi ho detto 1000 volte che dovete fare i rapporti dettagliati, sulla mia scrivania ci sono una marea di carte che ancora non avete raso, di fascicoli. Io me ne potevo andare in ferie. Ero in ferie, sono tornato, potevo andare con la mia famiglia. E invece sono arrivato qua e sto facendo una figura di merda. Ma siete due stronzi, ma io non lo so, io vi sparo. Ma che figura ci faccio io col giudice, col magistrato che mi hanno portato sempre qua su un palmo di mano? Ci volevano due coglioni come voi, due cretini come voi. E io che ci sono cascato come un alloro. È inaudito. Ma no, io non ho pace, non ho serenità, non so, io vi prenderei a schiaffi, a calci nel culo, vi manderei a casa. E come glielo vado a dire che abbiamo fatto un'irruzione da un boss per un fiasco di vino? Che mi avete portato qua, fino a qua, quando io avevo un sacco di lavoro, un sacco di indagini. Pezzi di merda che non siete altro. Io non ce la faccio più, mi dimetto, me ne vado, dalla questura me ne vado. Ma che figura ci faccio col magistrato? Un fiasco di vino, l'irruzione nella casa del boss, per trovare il coso un fiasco di vino.
35 anni di carriera buttati al vento. Io che ho girato tutte le questure d'Italia. 35 anni di carriera. 35 anni di carriera buttati al vento per 2 emeriti cretini. 2 poliziotti. Non accetta il bicchiere di vino. E che soffro di un po' di acidità. Se ci fosse qualche biscottino quasi quasi ma sì, gliel'accetto. Ma certo ce l'abbiamo. Prego, commissario, prego. Grazie. Prego, prendete. Prego, prendete anche qualche biscottino, qualcosa, per lei anche un po' di vino. Buonissimo questi soldi. Sì, che dice professore, vediamo qualche crispella, qualche oliva da scolana, qualche arancinetto. No, ma magari una nazzarosa, c'è il nastinghiola. No, adesso vado Un avanti. po' sancere, un po' di serena. Ora andiamo a prendere qualche crispella. Ah, sì, non si preoccupi, si mangia la ricotta, la miele. Alla salute. Ave l'occhi mari, aspetta figliola che ti sfantasia. Questi a toto arreto, Anna Vanetta fu amore pazzo, brucia una stella. Sono amici toto, vinno dall'America. Sciore di maggio, sciore gelso meno, sciore benedetto, sciore assassino. A moglia cammina, ciao sola stamattina. A moglia cammina, ciao sola stamattina. Sopra lo monte intesero le voci e Mazzaro senza sentire ragione. Hai visto da gentazza che fa festa, cangiandosi come No, Gamora. Non va niente. Carusi, non fate così, che la libertà non ce la può togliere nessuno, perché noi siamo liberi dentro! Cosa dici tu la tua filosofia del Ma chi era uno scimpanzé? Africa nera. ciao sola stamattina. A moglia cammina, ciao sola stamattina. Sopra lo monte intesero le voci e Mazzaro senza sentire ragione. Hai visto da gentazza che fa festa, cangiandosi come